ora in onda Potere al Popolo. Potere al popolo, buon mattino da Sammy Varin, seconda parte della nostra controinformazione. Tra pochissimo la musica indipendente con Clara Diana, faremo 4 chiacchiere con lei. Alle 11.30 presentiamo un libro dove protagonista è un complottista paranoico. Attenzione, attenzione. E intanto un'occhiata alle ultime notizie: la maxi operazione antinarcos a Rio de Janeiro, droni bomba, 200 colpi al minuto, 64 morti. La diretta da Gaza, è tornata in vigore la tregua, ma intanto oltre 100 morti negli ultimi raid. Le brutte notizie in Italia: scontro tra un bus con 50 studenti a bordo e un'auto, un morto e 15 giovani feriti nel Trevigiano. Intanto a Roma si continua ad andare a 130 all'ora sulla Colombo, nonostante la morte di Beatrice. Questo ed altro nella nostra giornata di controinformazione, che parte subito con il collegamento con il Qui Parlamento, Paolo Formenti. Qui Parlamento. Grazie Presidente, Sottosegretario. Il disegno di legge in esame, approvato all'unanimità dal Senato, si pone l'obiettivo di disciplinare e ottimizzare il coinvolgimento dell'Italia nelle banche multilaterali di sviluppo, che ricoprono un ruolo cruciale nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 attraverso l'erogazione di finanziamenti a costi sostenibili. Il provvedimento si compone di 9 articoli. L'articolo 1 autorizza la ratifica di una serie di emendamenti già concordati tra le parti agli accordi istitutivi della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, in sigla BIRS, della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, in sigla BERS, e del Fondo Africano di Sviluppo. Ricordo che la BIRS è una delle istituzioni che compongono la Banca Mondiale, della principale banca di sviluppo al mondo. Fornisce prestiti, garanzie, strumenti di gestione del rischio e servizi di consulenza ai paesi a reddito medio e basso. La BERS è stata istituita nel 1991 su iniziativa di alcuni paesi europei al fine di favorire la transizione verso l'economia di mercato dei paesi dell'Europa centrale e orientale. A differenza di altre banche multilaterali di sviluppo, la BERS agisce anche sulla base di un mandato politico sancito nel preambolo dell'accordo istitutivo, in base al quale la sua assistenza finanziaria dipende dal rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto nei paesi in cui opera. Dall'anno della sua istituzione il mandato geografico della banca è stato progressivamente esteso alla Mongolia, alla Turchia e nel 2011 ai paesi della sponda sud del Mediterraneo. Le modifiche apportate dall'articolo riguardano in primo luogo l'eliminazione del limite dell'ammontare totale delle esposizioni consentito negli accordi istitutivi di BIRS e BERS, che limita l'operatività delle banche di sviluppo anche in presenza di una condizione estremamente solida di sostenibilità finanziaria. In secondo luogo si autorizza la BERS ad ammettere tra i propri membri l'Iraq e alcuni paesi dell'Africa subsahariana, in modo da poter operare in essi. In terzo luogo, si dispone l'accettazione da parte dell'Italia di 9 emendamenti all'accordo istitutivo del Fondo Africano di Sviluppo, che fa parte del gruppo della Banca Africana di Sviluppo e finanzia progetti infrastrutturali e iniziative per la promozione dello sviluppo economico e sociale nei paesi più poveri del continente, attraverso prestiti concessionali e finanziamenti a dono. Tali emendamenti riguardano, tra le altre cose, l'inclusione di un riferimento a finanziamenti a condizioni non agevolate, l'autorizzazione al fondo di prendere prestiti su base bilaterale o sui mercati dei capitali, chiarimento che il fondo può fornire finanziamenti ai membri della Banca Africana di Sviluppo, in particolare a quelli la cui situazione economica e le cui prospettive richiedono condizioni agevolate. L'inserimento di una clausola secondo cui il fondo sarà selettivo nel decidere quali membri o entità beneficeranno del suo finanziamento, la previsione che l'approvazione delle operazioni di prestito rientra tra i poteri del Consiglio di amministrazione del fondo, il chiarimento che il fondo può investire in titoli emessi dalla Banca Africana di Sviluppo e viceversa. L'articolo 2 dà esecuzione agli emendamenti di cui è l'articolo 1. Occorre precisare che la data di entrata in vigore degli emendamenti dipende dalle regole previste negli accordi istitutivi dei singoli istituti. In particolare, per quanto riguarda la modifica all'accordo istitutivo della BIRS, l'emendamento entrerà in vigore alla sua accettazione da parte di 3/5 dei membri della banca che rappresentino almeno 4/5 dei voti complessivi.
Per quanto concerne le modifiche all'accordo istitutivo della BERS, le modifiche entreranno in vigore dalla loro accettazione da parte di almeno 3/4 dei membri, aventi almeno 4/5 del potere di voto totale dei membri. Per quanto riguarda infine le modifiche all'accordo istitutivo del Fondo Africano di Sviluppo, gli emendamenti entreranno in vigore dalla loro accettazione da parte di almeno 3/4 dei membri, aventi almeno l'85% del potere di voto totale dei membri. L'articolo 3 al comma 1 autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze a aumentare la quota di partecipazione dell'Italia al Fondo Monetario Internazionale da 15.070.000 euro a 22.600.000 milioni di diritti speciali di prelievo, al fine di mantenere inalterata la rappresentanza dell'Italia presso lo stesso fondo. Il comma 2 autorizza la Banca d'Italia a estendere fino al 31 dicembre 2027 la durata dell'accordo di prestito bilaterale denominato Bilateral Borrowing Agreement, stipulato dalla Banca con il Fondo Monetario Internazionale e avente scadenza il 31 dicembre 2024. Per l'aumento della quota di cui al comma 1, il comma 3 concede alla Banca d'Italia la garanzia dello Stato per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da esse effettuati. Sul prestito bilaterale, la cui estensione è autorizzata dal comma 2, è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale per gli interessi maturati, nonché per gli eventuali rischi di cambio derivanti dall'esecuzione del relativo accordo. Il comma 4 rinvia ad apposite convenzioni la regolazione dei rapporti tra il MEF e la Banca d'Italia derivanti dai commi appena illustrati. L'articolo 4 autorizza la partecipazione italiana all'aumento di capitale a chiamata per complessive 205.130 nuove azioni della Banca Africana di Sviluppo, istituita nel 1964 con l'obiettivo di diminuire il tasso di povertà, stimolare lo sviluppo economico e sostenibile e il progresso sociale del continente africano. Tale aumento di capitale origina dal declassamento degli Stati Uniti, azionista AAA da parte di Fitch, il 1 agosto 2023, al fine di preservare il rating AAA dell'istituzione. La sua capacità finanziaria è la creazione di una riserva di capitale per far fronte a futuri shock e ulteriori declassamenti. La relazione tecnica precisa che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e non ha impatto su indebitamento netto o debito, in quanto il capitale a chiamata costituisce una forma di tutela di ultima istanza nel caso in cui l'istituzione versi in una situazione finanziaria praticamente prossima al fallimento ed esso verrebbe richiesto soltanto dopo la liquidazione dell'attivo, del capitale già versato e delle riserve. L'articolo 5 autorizza la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Interamericana di Sviluppo, società interamericana di investimento, per complessive 2.342 azioni a pagamento, valutate in complessivi 49.182.000 dollari statunitensi. Ricordo che la Società Interamericana di Investimento è l'istituzione che nell'ambito del gruppo della Banca Interamericana di Sviluppo concede finanziamenti al settore privato, occupandosi del sostegno alle piccole e medie imprese della regione latinoamericana e dei Caraibi. L'articolo 6 al comma 1 autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze a sottoscrivere per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 strumenti finanziari ibridi, irredimibili e subordinati emessi dalla Banca Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo per un ammontare annuale massimo di 20 milioni di euro. Il comma 2 dell'articolo in esame prevede che i termini e le condizioni di questi strumenti finanziari ibridi siano disciplinati da accordi tra il MEF e la stessa BIRS, che definiscono importi, caratteristiche, obblighi, diritti e doveri in capo alle parti e consentano all'Italia di convertire gli strumenti in quote di partecipazione al capitale della banca in causa di aumento di capitale a pagamento. L'articolo 7 al comma 1 autorizza la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo per complessive 34.360 azioni a pagamento. Conseguentemente il comma 2 autorizza una spesa di 68.720.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per la sottoscrizione di tale aumento di capitale. Con riferimento agli oneri economici complessivi del provvedimento, l'articolo 8 li quantifica in 95.026.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e in 6.054.000 euro
per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e ne dispone la relativa copertura. Nel complesso le modifiche introdotte recepiscono le modifiche già votate dai rappresentanti italiani all'interno di queste istituzioni e sono state approvate dal Senato con il consenso di tutti i gruppi. Auspico dunque una celere approvazione del disegno di legge con il sostegno di tutte le forze politiche. Grazie. Qui Parlamento. È così difficile spiegare al mondo i miei perché, un'emozione vera che è come aria respiro in me, è così che so come guardarsi dentro, vivere un viaggio intenso oltre me, quella ragione per credere che so quanto rischio c'è. E tutto cambia, solo immagini confuse, ma non i miei sogni grandi. E tutto grida, parole senza un senso, ma non i miei sogni grandi. I miei sogni grandi. È così, sono un'età, ma brucio ancora i brividi, mi danno tutti un limite, ma non conoscono i lividi, niente può fermare il coraggio di provare, osare se nel cuore sogni grandi immensi. E io so quanto rischio c'è. E tutto cambia, solo immagini confuse, ma non i miei sogni grandi. E tutto grida, parole senza un senso, ma non i miei sogni grandi. I miei sogni grandi. I miei sogni grandi. Niente può fermare il coraggio di provare, osare se nel cuore sogni grandi immensi. E tutto cambia, solo immagini confuse, ma non i miei sogni grandi. E tutto grida, parole senza un senso, ma non i miei sogni grandi. Sogni grandi, sognate, continuiamo a sognare, signori, nonostante tutto, nonostante la rassegna stampa a cui siamo rassegnati ogni mattina. Sogni grandi è la nuova canzone di Clara Diana. Chi abbiamo con noi? Ciao Clara! Ciao a tutti, buongiorno, ciao Sammy. Ehi là, sogni grandi, guarda che ce ne vuole di forza per sognare nonostante tutte le terribili notizie che ogni giorno. Pensa che io sono quello che le legge le notizie perché faccio la rassegna stampa dalle 7:30 in poi e leggo tutti i giornali e quindi ti puoi immaginare di che umore siamo alla fine della giornata. Per fortuna ci siete voi artisti indipendenti, per fortuna c'è Clara Diana, che si chiama in realtà Clara Passarotto, con questa nuova canzone Sogni Grandi che è, posso dire che il tuo primo brano ufficiale da autrice? Sì, esatto, è la prima canzone che scrivo io personalmente e infatti per me è un grande motivo di orgoglio e ci tenevo che parlasse di sogni perché come dici tu, appunto ogni giorno siamo sempre tartassati da brutte notizie negative e invece è importante sognare e non smettere di credere nei propri sogni nonostante le difficoltà che abbiamo noi personalmente, che ci sono nel mondo, bisogna continuare a sognare.
Ecco, vedi che ci dà speranza la Clara. Io sono sempre di questa idea che piuttosto che parlare di violenza, di armi, di droga, di Sì. sesso, avere una ragazza che ci dà un po' di speranza, ci dice dai, si va avanti, continuiamo a sognare, la cosa più bella, e poi ogni tanto qualche sogno diventa realtà. Senti, ma a proposito di sogni che diventano realtà, noi adesso stiamo guardando in radiovisione il tuo showreel, si dice così, showreel, che non è un gelato Esatto. o una preparazione gastronomica, praticamente è il racconto di ciò che fa Clara Diana nel mondo dello spettacolo. Tu sei Sì. una donna che ha deciso di buttarti nella musica, facendo della musica il tuo primo lavoro, o forse il tuo primo sogno, perché comunque è un lavoro che giorno dopo giorno cambia, migliora, si trasforma, e si può cantare, si può stare comunque nel mondo dello spettacolo. Cioè tu hai fatto una scelta importante, Clara. Sì, perché oggigiorno scegliere di fare musica e farla diventare appunto un lavoro vero e proprio non è per niente semplice, non è un lavoro di ufficio che dà certezze, quindi bisogna sempre reinventarsi, essere capaci appunto anche di vendersi, tra virgolette. E io ho cercato di farlo diventare il mio lavoro perché è la mia passione più grande da quando sono bambina. Ho iniziato a cantare a livello amatoriale che avevo soltanto 9 anni e ho deciso che sarebbe diventata la mia vita. Tra varie difficoltà ce la sto facendo, quindi sono anche contenta di questo, però ci tenevo anche a iniziare un percorso proprio di autrice, cantautrice, appunto avere i miei brani, e quindi sto portando parallelamente insieme le due cose nella mia vita, le sto portando avanti insieme. Cioè, capite che coraggio è che sia, però fa sempre parte appunto di questa canzone nuova che hai fatto, Sogni Grandi, appena uscita, e che io ho voluto proporre subito ai nostri ascoltatori, proprio perché abbiamo tutti quanti bisogno di sogni, in modo particolare Clara Diana sogna e come, ma sogna così tanto perché ha fatto un fracco di gavetta. Senti, ci vuoi raccontare qualche esempio di gavetta che hai fatto? Io ho letto addirittura di una cover band tutta al femminile. Sì, io ho iniziato appunto giovanissima a esibirmi sul palco perché appunto grazie alla scuola di musica che ho frequentato, la prima che ho frequentato, una delle cose bellissime era che volevano farci suonare dal vivo, e quindi io ed altre ragazze che facevano parte della scuola di musica, abbiamo messo su questa band, e quindi abbiamo fatto tante esibizioni da ragazze, cioè quindi io a 16 anni invece di uscire con gli amici il più delle volte ero sul palco a cantare. Ed è stata una bellissima esperienza, ancora adesso sono amica con queste ragazze, ci sentiamo abitualmente, ed è stata veramente un'esperienza bellissima. Da lì poi ho cominciato ad esibirmi non solo a livello amatoriale, ma proprio ho cominciato a fare serate, ho avuto vari progetti, sono anche andata recentemente sulle navi da crociera come cantante nelle party band sulle navi da crociera, e sono tutte esperienze bellissime che ti lasciano il segno e ti aiutano proprio a crescere. Ah, stupendo, sono un po' invidioso. Io ci verrei sulle navi da crociera a fare la rassegna stampa, no? Ogni mattina, così mi cacciano direttamente con tutte le brutte notizie. No, Senti, ma no, no. dove fai base tu? Di dove sei? Perché hai un accento neutro per cui non riusciamo a capirlo se sei qui Io magari di sono Varese o se sei siciliana. no, io sono della provincia di Pavia, abito in un paesino in provincia di Pavia Ah, molto piccolo, eh. vivo qui da sempre, quindi è la mia base da sempre. Io mi muovo in giro anche per il mondo, ma sono sempre qua nel mio paesino in provincia di Pavia. Assolutamente importanti è mantenere le radici, e poi il fatto che non ci si veda nella zona quando c'è la nebbia è un altro conto, ma va benissimo, anzi è il Quello è fascino. veramente un problema reale che c'è tutti gli anni, effettivamente la nebbia, sì, qua è una cosa veramente comune in questo periodo, sì. Assolutamente, ci vuole anche una canzone sulla nebbia, secondo me, quando arriverà devi metterti lì, meditare, pensare qualche cosa, perché sai, in molti non la conoscono neanche, perché noi parliamo in tutta No, Italia, ci no, sono... infatti, perché io ho degli amici che sono appunto del sud, eccetera, che quando vengono qua rimangono Esatto. un attimo senza parole, specialmente quando c'è da guidare
guidare nella nebbia, perché ormai noi qua in provincia di Pavia siamo esperti, però se si viene da giù non è semplice per niente. Esatto, e sono esperienze anche queste, insomma, non bellissime, ma ha un suo romanticismo, la nebbia, se volete la scighera, come la volete chiamare, sono tante espressioni che indicano vari livelli di nebbia. Senti un po', ma allora, Clara Diana, Clara Passarotto, io dico così perché se sbirciate appunto su YouTube e scrivete Clara Passarotto, salta fuori questo showreel che a me è piaciuto molto, anche perché io sono piuttosto vintage, amo la musica vintage, e qui canti anche pezzi molto tosti del passato, per cui io prometto già a te e ai nostri ascoltatori che prossimamente io questo reel lo trasmetto perché merita, perché fai uno spettacolo bello a tutto tondo di intrattenimento, da una parte il tuo fascino, la tua bellezza, dall'altra parte il pezzo anni 70, 80, 90 che può colpire la gente, specifico io di tutte le età, perché ormai abbiamo visto che le canzoni anni 70, 80 sono entrate nell'immaginario collettivo anche di chi è giovanissimo tramite le pubblicità, le automobili, ormai non c'è automobile che non metta una colonna sonora anni 80, sembra incredibile. No, anche perché la musica migliore, la musica degli anni 80, io veramente ho un legame speciale. Io penso che sono nata in realtà negli anni 80, nel senso io ho vissuto un'altra vita negli anni 80, perché per me la musica che sento più vicina a me, infatti cerco anche di prendere dei suoni per le mie canzoni degli anni 80, proprio Brava. perché la musica secondo me è migliore, proprio non c'è paragone. Da lì sono usciti gli artisti che ancora oggi ascoltiamo a distanza di 40 anni. C'è un motivo per questo, perché era la musica veramente più bella. Tra insomma anni 70 e 80 sono usciti veramente dei capolavori e sono nate band, artisti che ancora oggi noi ascoltiamo e che sembrano le canzoni uscite ieri, non Vero. 40 anni fa. È vero. Quindi avete capito che se ascolterete uno spettacolo o un live di Clara Diana, non mancheranno, oltre ai suoi pezzi recenti, anche classici anni 80. E a questo punto diamo appuntamento ai nostri ascoltatori proprio sui social per capire cosa bolle in pentola e naturalmente se ci fosse qualche live, immagino che seguendoti ad esempio su Instagram tu hai anche un bel rapporto con i tuoi follower su Instagram, ogni tanto fai un video, inizi a dire cose, a raccontare, a spiegare dei momenti della tua vita o dire un tuo pensiero su questo o quell'altra cosa, eccetera. Ci sta questa cosa, è bella. Perché i social sono importantissimi secondo me, bisogna sfruttarli nel modo più positivo possibile, quindi trasmettendo valori, facendo capire che nel mondo del web non ci sono soltanto cose brutte, inutili, ma ci sono anche cose molto belle di cui parlare, e quindi io ci tengo che nei miei canali social si parli comunque di tutto ciò che ha valore, ecco, per me. E allora, ragazzi, un artista che parla di valori, magari pure con la V maiuscola, e dove la troviamo? E dove la troviamo un'altra Clara Diana? Clara, quando esci dalla nebbia e passi da Milano, e non è che qui ci sia un sole bellissimo sempre, passaci a trovare a Radio Libertà, fermata a fuoricentro della metropolitana, ma se ci parli di valori, ma ti diamo una trasmissione, capito? Non scherzo, Va bene. Grazie davvero, grazie. È stato un piacere. Clara Diana, ci risentiamo al prossimo pezzo, ma poi ti faccio sapere quando va in onda il tuo showreel, perché merita, ci sono tanti frammentini di pezzi bellissimi e poi, ripeto, c'è lo spettacolo e ci sta quando si beve un cocktail, eccetera, insomma, ci vuole anche l'occhio vuole la sua parte. Complimenti, Clara Diana, avanti così a sognare, certo, perché i sogni grandi servono a tutti noi. Alla prossima! Assolutamente. Grazie Sammy, arrivederci a tutti, grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea
Alberto Acerbis. Sono disperato, non ce la faccio più, no, non ce la posso fare, faccio fatica, ragazzi, ho una certa età, eh. Allora, mi state chiamando, sono Alberto Acerbis, mi avete riconosciuto la voce, mica ogni volta devo presentarmi, sono mica, dai, è Alberto Acerbis. Molti di voi, più donne che uomini, si capisce, hanno chiamato per sapere se abbiamo ancora la crema alla bava di lumaca, perché arriva l'inverno, la nostra crema Rimas, che è una crema riparatoria. La nostra crema Rimas la trovate anche lì su olioacerbis.com, sezione cosmetica. Però attenti una cosa, non parliamo di una crema riparatoria. Dai, diciamoci le cose come stanno. Io adesso vi dico, ma usa questa crema biologica, buona, soluzione all'80%, olio di argan, burro di karité, fatta in Italia, pazzesca, 35 euro. Potete vendere al farmacista, ci guadagna ancora lui. E voi dimostrate 20 anni in meno, bene, no, non ve lo dico, ma neanche se venite qua sotto tortura. La crema Rimas alla bava di lumaca biologica è una crema riparatoria. Allantoina, collagene, elastina, sostanzialmente allantoina, collagene, elastina sostanzialmente sono immaturi della nostra pelle. Dopo i 30 anni, re, papi, belli, brutti, sciori, non sciori, tutti, poeti, navigatori, noi produciamo sempre meno allantoina, collagene e elastina. Ecco che la nostra pelle invecchia, perde di colorito, di elasticità, di tono, viene aggredita dall'esterno, quindi le rughe. Voi mettete la crema riparatoria anche sulle macchie, sui brufoli, una cosa pazzesca, totalmente naturale. Attenti all'offerta che trovate sul sito chiamando 030 68 40 408 o il sito olioacerbis.com. Non sto scherzando, 3 creme alla bava di lumaca stamattina, 3, anziché 125 euro, 79 tutte e 3. Trasporto è gratuito, chiamate, dite Radio Libertà. Grazie, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Una composizione intitolata Frate Sole di un pianista esoterico, stretto collaboratore dell'autrice del libro che andiamo a presentarvi, dove c'è in primo piano un complottista paranoico ai tempi del Covid. Ragazzi, era un piatto troppo gustoso per dire di no, e allora non posso che essere felice di avere con noi il maestro Mario Mariani. Buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti voi. Beh, direi con una presentazione così, se questo è l'inizio, chissà cosa può succedere. Assolutamente, perché Mario, questa radio si chiama Radio Libertà e abbiamo una libertà incredibile di dire, di fare tutto ciò che vogliamo. Proprio per questo, quando ci siamo scritti in privato l'altro giorno, ho detto, bene, oggi parliamo di un bel libro, ma prossimamente ci ritroviamo a parlare di te, anche perché questa composizione che si intitola Frate Sole è un'anteprima di un film muto su San Francesco, è vero tutto ciò? Esattamente, sì, esattamente. Questo è un film in realtà realizzato nel 1918 da Ugo Falena, e visto che sia quest'anno che il prossimo anno ci saranno le celebrazioni per l'800 anno, quest'anno 800 anni dalla scrittura del Cantico delle Creature e l'anno prossimo ancora di più per dalla morte di San Francesco, quindi ho realizzato questo progetto. La musica non è in realtà scritta e composta, viene creata ogni volta con una procedura che io chiamo composizione istantanea transpersonale, poi spiegheremo cos'è la prossima volta, quindi qualcosa che ha anche a che vedere con il tema di questa puntata di oggi. Allora, io ho degli ascoltatori molto curiosi, per cui già amici, so che sbircerete Mario Mariani su YouTube, basta scrivere così e già avete un esempio di cosa compone Mario, di quali strumenti fa uso, come usa il pianoforte e cosa ci ricava, e anche dove suona il pianoforte, che sono tutte cose che diciamo per invogliare ulteriormente i nostri ascoltatori, perché gli ospiti, i soliti ospiti noiosi, banali, che fanno cose scontate come cantare o suonare, no, ci deve essere qualcosa in più, e noi abbiamo il pianista esoterico. Ma non è finita, perché tu sei esoterico certamente, ma soprattutto sei collaboratore dell'autrice di un libro che vorremmo raccontare in pochi minuti quest'oggi. Si chiama Le 12 civette, scritto da Juliette Evola o Evola, dipende, lo diciamo alla francese, com'è che lo diciamo? Ma dunque, lei sa anche benissimo tra le varie lingue che sa, lei è, diciamo, madrelingua ceca e quindi conosce benissimo ovviamente la lingua con cui è nata, l'italiano, il tedesco e anche il francese. A volte ci divertiamo, quando mi scrive in francese, io mi diverto a provare a rispondere, poi chissà cosa le rispondo. Quindi, ecco. Senti, questo è un libro che io consiglio ai nostri ascoltatori, visto che ormai oggigiorno tutti scrivono libri, qualcuno mi rimprovera dicendo Sammy Varin, ma scrivi anche tu qualcosa, cioè non c'è persona che non scriva un libro, e quelli pubblicizzati però sulle grosse grasse radio sono sempre quelli, lo diciamo chiaramente. Questo è un libro, Le 12 civette di Juliette Evola, con la prefazione di un certo Diego Fusaro. E già qua
abbiamo detto molto, molto. C'è il protagonista che è un complottista paranoico, c'è il Covid, c'è una startup biomedicale, c'è un gruppo di ecologisti filonazisti e questo è un E thriller. anche un po', diciamo, satanisti. Ecco, lo stavo per vegetariani, dire, c'è quindi, una spruzzatina un po' di di tutto. esoterismo e di stregoneria, e quindi è un thriller che sicuramente non vi fa addormentare, c'è la suspense, ci sono citazioni libresche e anche di un certo Maurizio Blondet, che conoscete molto bene, cari ascoltatori, e insomma, io non lo so cosa vuoi aggiungere, perché stiamo mettendo veramente, si parla anche di servizi segreti, ecco, inquadriamo anche questa foto tra che mi ha l'altro. inviato. Spiegaci un attimo come facciamo un cocktail di tutto questo, che cosa salta fuori da questo libro che qualcuno magari sta già cercando su Amazon come regalino per le prossime feste. È facile, scrivete le 12 civette, Juliette con la J, Evola. Mario Mariani, spiegaci. Allora, dunque, quanto tempo abbiamo a disposizione? Io mi metto comodo, ora mi portano il caffè, vai Esatto. tranquillo. No, dunque, questa immagine che, diciamo, un'immagine che rappresenta anche secondo me il libro. Il libro è un compendio di tanti piccoli dettagli, che sono alcuni che sembrano essere irrilevanti, sono in realtà molto molto importanti, quindi nel gusto di questi dettagli si trova veramente una sua chiave di lettura, che a suo modo è anche una sorta di sua autobiografia esoterica, se vogliamo, perché lei ovviamente per scrivere questo libro, da quello che mi diceva, ci ha messo molti anni, ma in realtà non perché ha messo molti anni, perché proprio il suo modo, la sua modalità di scrittura è stata molto ceselinata con questi piccoli dettagli. Ecco, l'immagine che state vedendo è un'immagine che in maniera fumettistica vediamo, diciamo, le ultime due sono donne, ma anche uomini che sono i capi del servizio segreto MI5, quindi del servizio segreto inglese di intelligence, in cui Juliette mi dice di essere venuta a contatto con una persona di cui non può assolutamente fare il nome, che però sotto forma di questo murales ha reso, come dire, delle informazioni che non solo nei nomi ma anche nella scelta di queste didascalie e di questi colori c'è. Ok, questo per quanto riguarda quest'ultima cosa, che me l'ha proprio spedita un paio di giorni fa, dicendo ok, tu devi fare l'intervista, non dire assolutamente nulla di me, magari solo poche cose posso dire, se volete vi dico dove ci siamo conosciuti. Comunque dice manda questa immagine perché per chi sa leggere, per chi sa decrittare questo codice, ecco, ci saranno delle informazioni. Infatti vediamo che nel libro che si apre c'è una mappa con Agordo, con il Monte Civetta e con tutte delle cose che appunto troveremo lungo il libro. Troviamo il Bagatto, la famosa prima carta con cui si aprono gli arcani maggiori, troviamo praticamente il Solve et Coagula, troviamo citazioni di Crowley, quindi per gli appassionati di esoterismo si trova veramente tanto. Quello che quindi è, come dicevo, un romanzo è una cosa con le famose 4 letture, vogliamo tirare fuori Dante, no? Le 4 letture anagogiche di Dante, quindi, o come Kubrick faceva un film che poteva essere un film horror, come Shining, un film apparentemente di fantascienza, ma dentro c'era molto di più di quello che si vede. Quindi potete leggerlo questo libro come un romanzo, potete leggerlo come un compendio esoterico in cui insomma, ci sono tante cose per vari livelli di iniziazione, o potete leggerlo come anche una cronaca di un periodo che insomma, il nostro Samuele potrebbe definire psicopandemico, quindi un periodo in cui sono accadute delle cose molto strane. E tra l'altro mi viene in mente che c'è una sorta di rimozione, perché stavo pensando, sono veramente pochi, per dire inesistenti, film che sono stati ambientati al tempo della cosiddetta pandemia. Quindi vi ricordate un film in cui tutti i protagonisti portano delle mascherine? Io sinceramente no, qualcosa c'è, però è come se
si considera quello che c'è prima, quello che c'è dopo, e quello che c'era in quel periodo lo si vuole rimuovere. Invece questa operazione non è quella che ha fatto Juliette, perché in realtà questo libro è costellato anche di tutta questa psicosi, e di questo, cioè lo stesso Samuele, che potrebbe sembrare, come viene definito spesso, un complottista, in realtà è uno ligio, diciamo, a quello che veniva imposto dall'allora governo con il simpatico Roberto Speranza, e mi fermo qui. Allora, stai dicendo cose che i nostri ascoltatori stanno condividendo non al 100%, ma al 150%. Noi abbiamo una grande dose di complottisti che ci seguono, abbiamo anche YouTube e Facebook che ci seguono e che puntualmente ti hanno oscurato, visto che stavi parlando di cose non sempre condivisibili sulla community. Tu pensa, Mariani, che quando leggo la prima pagina di un quotidiano che si chiama La Verità, io vengo puntualmente bloccato dai social, ecco. perché dico cose, sai, basta parlare di vaccini o di effetti avversi dei vaccini, che abbiamo capito tutti quanti purtroppo sono esistiti ed esistono tuttora dentro di noi, che quelli ti bloccano. E quindi diciamo che stiamo parlando di un libro che la racconta giusta, chiaramente poi si romanza, c'è dentro di tutto, ma è un mix che vi tiene svegli e che vi fa capire come siamo ancora un po' succubi di tutto questo, perché poi ogni giorno ci sono tanti tentativi di togliere nuovamente la libertà, anche semplicemente quella di parola. Se dici determinate cose, no, tu quelle cose non le puoi dire, posso parlare solo io. Notizie fresche, quando si toglie la parola a qualcuno all'università. Benissimo. Beh, tra l'altro, se posso magari fare una piccola parte, quindi quando andrete a vedere il mio canale YouTube, ci sono 2 canzoncine, di cui una si chiama Vecchia piccola pandemia, ed è un brano sulle note del celeberrimo brano della canzone di Claudio Lolli, con un testo che ho scritto io, e l'altro è un brano, un omaggio ai tre sanitari, non nel senso del bagno, ma 3 sanitari che tutti con la loro canzoncina Sissi Vax, quindi con una versione del sottoscritto, quindi ecco, se vi capita andate a sentire anche quella. Ve l'ho detto, signori, avete scelto la radio giusta per mettervi il dubbio. Poi, come dico sempre io, la verità sta nel mezzo, però è giusto raccontare anche le altre verità, sentire anche le altre campane, poi ognuno di voi si fa la propria idea. Allora, prima cosa, seguire il maestro Mario Mariani, andare a riascoltare questo pezzo. Un video, diciamo, che si chiama il cronovisore, su cui è un'altra cosa che sicuramente molto tra il pubblico di Radio Libertà lo conoscerà, la storia di questa ipotetica macchina del tempo costruita da un padre domenicano, da padre Pellegrino Ernetti, di cui il 13 ottobre, data in cui ho fatto uscire il video, ricorrevano i 100 anni dalla sua nascita. Quindi questa prima cosa, seguire su YouTube Mario Mariani. Seconda cosa, chiaramente, se acquistare il libro, la mia cara amica Juliette. Se mangiate pane e complottismo, signori, non potete non comprare sto libro. Ma cosa siete lì a fare? Le 12 civette, Juliette, scritto Giuliette Evola, immagino che si trovi facilmente su Amazon, te lo spediscono domani. Assolutamente. E allora, signori, avete già pronto il regalo di Natale per il vostro amico che la pensa come voi, e questo sicuramente non ce l'ha, a differenza di tutti i libri di Bruno Vespa, che certamente ci vogliono, perché c'è sempre qualche bella dichiarazione su cui fare incazziare i nostri ascoltatori. Mario. No, ma quelli poi servono anche, possono servire, metti uno che ha un mobile che non un po' troppo, magari quel libro ci può andare bene. Ma il minimo, poi uno deve riempire gli spazi, il problema un conto è se te li regalano, un altro conto se no li devi comprare, costano, ragazzi, se costano. Mario, è stato un piacere, Di dove sei tu, Mario? Pesaro, città natale del grande Gioachino Rossini. Ecco, e quindi sentite questo accento vagamente emiliano-romagnolo, che non lo è, perché sono delle Marche per poco, le Marche del nord. Vai, assolutamente sì. Nordici. Nel nord e come, ma soprattutto Mario Mariani, restiamo in contatto e poi ci scriviamo e ci diamo un appuntamento nelle prossime settimane, perché vogliamo sentire anche la tua storia. Da quello che percepisco hai molte cose da raccontare, giusto? Insomma, dai. Tra l'altro ora sono in partenza per il MES,
Messico, dove andrò a suonare Frate Sole in un festival per organo, perché suono il pianoforte e anche a volte anche l'organo, e Frate Sole in 2 versioni, pianoforte e organo, quindi al ritorno ci sentiamo sicuramente. Volentierissimi. Intanto io inserirò Frate Sole all'interno della mia rassegna stampa come pausa musicale. Grazie Mario. Grazie a te, Sam, grazie agli spettatori di Radio Libertà. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Beh ragazzi, vedete che è sempre personaggi molto molto particolari, e mi piace questa radio perché a differenza delle altre che fanno solo business, questi personaggi non potrei mai invitarli, chiaro, se non ci portano soldi, se non ci fanno il contrattino, un cambio pubblicitario. Vogliamo ricordare che ogni tanto qualcuno me lo chiede, ma quanto si paga per l'intervista? Beh, se ci portate un salame, Simone 2 sicuramente è felicissimo, lo ringraziamo, oggi c'è lui in regia, se ci portate una scorta di caffè, anche quello, però la cosa più bella che portiate voi, il vostro desiderio di parlare, il vostro coraggio di parlare, perché avete mai visto come oggi com'è difficile parlare? Cominci ad avere paura ad aprire la bocca perché hanno ragione soltanto gli altri, e te la impongono la loro ragione. Tacciamo di infinite cose, 5 minuti, anzi qualcosa in più, e avremo È tutto magna magna. Ormai è diventato un appuntamento cult. Io mai pensavo una roba del genere, ma sai Simone, mi scrive la gente, dice, oh, va in onda mercoledì con tutto, la miseria, sì che vado in onda. Tra 10 minuti vi leggo gli appuntamenti con sagre, feste, fiere in tutta Italia, ma non quelle famose conosciute dove c'è un casino della miseria, no, quelle piccole, locali, genuine, perché frequentate moltissimo dalla popolazione del territorio, ma non ancora conosciute a livello nazionale. Qui vi faccio qualche esempio, visto che vi parlo dal piano di sotto dell'ufficio di Matteo Salvini, qua sopra c'è Salvini, vi faccio qualche esempio di una festa ormai diventata storica all'interno della Lega, ma che non è una festa della Lega. Infatti si chiama Soca Fest, la festa della soca, la zucca, capito? Siamo zucconi un po' tutti quanti. Signori, ci siamo, apre proprio oggi, mercoledì 29 ottobre, a Palazzago, in provincia di Bergamo, a 2 passi da Pontida, signori. Questa sera si comincia a mangiare alla Tavico d'Esco, alle 19 di questa sera l'apertura della cucina con prodotti tipici, taglieri, parti bollite del nobil porcello, carni alla brace e altre specialità. La Soca Fest da mercoledì 29 ottobre fino al 2 di novembre, signori. Sì, e vi faccio qualche esempio con gran dolore del menù della Soca Fest: casoncelli, gnocchi e tortelli alla zucca, trofi al ragù, vellutata di zucca, grigliate di carne, arrosticini alla griglia, asino, non parlo con te Simone, asino in umido, polenta taragna, formaggio alla piastra, la zucca al forno, le fave dei morti, signori. Tutto questo alla Soca Fest di Palazzago in provincia di Bergamo da questa sera fino a domenica. Chiaramente ci sono anche cose divertenti, la musica, si balla, la mascherina più bella, venerdì 31 è la festa della zucca, ma anche Halloween, il raduno di auto e moto d'epoca, sabato 1 novembre, domenica 2 solo a pranzo, ma il pomeriggio giochi di gruppo e, bada ben, gli interventi degli esponenti della Lega. Facciamo qualche esempio a caso, ragazzi, perché me ne stanno arrivando ma non riesco a dirgli tutti. Domani, giovedì 30 ottobre, all'area feste di via Annunciata di Palazzago in provincia di Bergamo, arriva Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, me lo salutate. Arriva la Rebecca Frassini, è parlamentare bergamasca della Lega, giovedì 30 ottobre alla Soca Fest di Palazzago. Venerdì arriva Massimiliano Romeo,
capogruppo al Senato della Lega e segretario della Lega Lombarda, venerdì 31. E poi, ragazzi, c'è la Desi Pirovano, venerdì 31, anche lei, senatrice bergamasca della Lega. Insomma, potete incrociare tanti rappresentanti del territorio e del partito, del sindacato del territorio, la Lega, ma non soltanto, perché appunto si mangiano cose buonissime, ci sono concorsi, c'è tanta bella musica per una convivialità d'altri tempi, si festeggia la zucca ma anche Halloween, c'è un po' di tutto alla festa della Lega Soca Fest di Palazzago in provincia di Bergamo da questa sera fino al 2 di novembre. Che faccio? Me ne vado? Anche a Pavia esiste l'associazione Frate Sole che si riferisce a frate Costantino Ruggeri, artista. Grazie Mario della segnalazione. Assolutamente sì. Poi lo sai, San Francesco, tutti noi abbiamo un tau appeso al collo e siamo contenti, devo dire che ritorna a essere una giornata festiva. Peccato che l'anno prossimo sia domenica. Grazie. Poiché non so se potrò essere in ascolto, vi prego di chiederlo a voi, poi li ascolterò in podcast. Ah, la nostra ascoltatrice che diceva, aveva una domanda per gli avvocati. Pina, certo, ti conviene, adesso non mi ricordo che giorno ci sono gli avvocati di pomeriggio. Tu ti ricordi? Simone, ti ricordi che giorno ci sono gli avvocati di pomeriggio? A me è una trasmissione seguitissima che va fortissimo. Gridalo. Mi pare il giovedì pomeriggio, se non sbaglio. Grazie Simone, però fatevi un giro signori, sul sito radiolibertà.net c'è proprio il palinsesto, una trasmissione seguitissima degli avvocati che vi danno pareri anche con problemi, beghe condominiali, loro sono l'ideale. Quindi Pina, tranquillamente ti sintonizzi, entri in onda anche con una telefonata, qui non siamo obbligati a mandare messaggi, ma siamo anche la vecchia radio delle telefonate in diretta. Sì, mi fermo, me ne vado. Dicevi? Il giovedì alle 5. Oh, che giovedì gentile. alle 5 gli avvocati. Grazie Simone 2, certo, giovedì ore 17 in onda gli avvocati, Pina da Monza Brianza. Dicevo, me ne vado, ci fermiamo ma roba da 5-10 minuti e poi ritorniamo con È tutto un magna. Avete ascoltato Potere al Popolo.